Queste le hanno sventrate da fuori e con una mano sono entrati da qui, hanno tolto, c'era questa sbarra fra le maniglie, hanno alzato questo, sempre da fuori perché si passa con una mano, e poi hanno aperto. Probabilmente una persona ha fatto irruzione alla classe azienda che commercializza prodotti per parrucchieri. Ha fatto razzia passando la merce a complici che si trovavano all'esterno della ditta. Un colpo lampo è rimasto dentro un paio di minuti. Sono andati in ufficio a prendere direttamente da un cassetto delle chiavi di un sgabuzzino che abbiamo di sopra dove c'erano dei soldi e degli assegni dei clienti, più degli effetti personali, orologi, borse, eccetera, eccetera. Portato via tutto. Sconsolato il titolare che ci racconta del furto messo a segno, l'allarme è scattato ed il titolare si è precipitato. Siamo arrivati in 8 minuti da casa qua, c'erano già i carabinieri, hanno aspettato che noi aprissimo, ovviamente c'era il fumo perché hanno mandato il fumogeno e abbiamo aspettato che si arieggiasse perché era irrespirabile. Effetti personali di valore. Poi i malviventi si sono nascosti in quest'angolo poco lontano per fare una cernita della merce da portare via. Stamattina abbiamo tirato sul grossi. Io dissi che ha messo qua in pace, nessuno li ha disturbati. 4 i colpi messi a segno tra via Torricelli e via Da Vinci, scassinati cancelli, porte d'ingresso e arraffato di tutto, denaro, effetti personali, tablet, computer e attrezzature, danni da quantificare. In questa azienda hanno tentato di entrare ed avevano già subito i titolari un furto solo una ventina di giorni fa. Per la seconda volta dopo 20 giorni sono venuti a rubare, ecco. Fortunatamente da noi non hanno portato via grandi cose, comunque causano sempre danni e quant'altro sulle nostre porte, ingressi, recinzioni e quant'altro. La rabbia di questo imprenditore. Non sappiamo più cosa fare, ecco, più di mettere allarmi, stare qua il più possibile e tutto quanto, non so, i copparemo, ecco, detto proprio terra terra. In via Da Vinci i malviventi hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza, le indagini dei carabinieri per risalire agli autori di questo raid.